Nonostante la nuova società di gestione idrica laica, la situazione della distribuzione dell'acqua in città non sembra affatto migliorare. Oggi raccogliamo il grido d'allarme della signora Sabrina Scozzari, che da circa 30 giorni non riceve l'acqua ed è costretta a provvedere ai suoi bisogni primari a casa di genitori o parenti stretti. La signora Scozzari abita in un condominio di Vie Mele. Nonostante le tante segnalazioni fatte all'AICA, non è stato fatto loro alcun sopralluogo per verificare eventualmente il guasto o la motivazione per cui non arriva neanche una richiesta di autobotte. Da qui il sollecito della signora Scozzari a chi di dovere di interessarsi del problema emerso da qualche giorno e cercare in qualche modo una soluzione. Sono emersa dall'oblio di Agrigento poiché siamo tutti nella dimenticanza più totale. Iniziamo con le nozioni base che ci sono state impartite alle scuole elementari. Ehm, Due parti di idrogeno per una di ossigeno. L'acqua libera nei suoi stati gassoso, liquido, solido, però libera fin quando qualcuno non ci mette un paletto con scritto privato. Allora, sono 20 giorni che io non ho acqua, siamo in piena 29, 20 giorni, 29 con lasciamo perdere, 20 giorni che io sono senza acqua, siamo in piena pandemia, siamo nel 2022, se facciamo un diciamo una specie di come si dice, un confronto tra l'acquedotto di adesso e l'acquedotto degli antichi romani, forse gli antichi romani se la passavano meglio. Purtroppo rischiamo con la pandemia, a parte di prenderci il Covid, ma rash cutanei, infezioni, non possiamo lavare i vestiti, non possiamo igienizzare la nostra casa e non possiamo igienizzare il nostro corpo. Quindi io spero che con questo mio piccolo sfogo che si possa avere, riacquistare il diritto dell'acqua, che è un bene pubblico e non deve essere privatizzato. Sono 20 giorni che io sollecito l'azienda idrica AICA con risposte diciamo brevi e che non hanno alcun senso, dicendomi che provvederemo, ma questi provvedimenti non ci sono stati. Ho fatto armi e bagagli e sono andata a lavarmi da una mia amica.